Attraverso un prestanome e una testa di legno controllavano 7 aziende tra la Marca e la provincia di Foggia che avevano come unico scopo quello di fare acquisti dei più disparati beni, elettrodomestici, auto, ma anche legname, senza pagarli o versando assegni scoperti. Ad essere beffati con questa tecnica sono stati almeno 70 diversi fornitori di tutto il nord Italia, truffati complessivamente di oltre 5 milioni di euro in beni. A portare alla luce la vicenda sono stati gli uomini del nucleo reati fallimentari della Guardia di Finanza di Treviso. Gli investigatori il 23 febbraio scorso arrestarono il prestanome a cui erano intestati tutti gli atti riguardanti 5 ditte nate nel 2007 e fatte fallire nel 2010. Si trattava del foggiano Giuseppe Nunzio Santoro, di 54 anni. Che l'uomo, attualmente ancora in carcere, fosse solo una pedina mossa da qualcun altro, c'erano davvero pochi dubbi. A muovere i fili della truffa erano altri 3 imprenditori che si servivano di lui: Francesco Ferrazzano, foggiano di 64 anni, che è stato arrestato il 23 maggio, Potito Giannuario, anche lui di Foggia, 64enne, finito gli arresti domiciliari, e Claudio Dametto, 54enne di Caerano. Per l'unico trevigiano coinvolto nella vicenda, ex imprenditore edile, il GIP del Tribunale di Treviso, su richiesta del PM Iuri De Biasi, ha disposto gli arresti domiciliari. Un doppio riscontro, sia in termini di legalità per quanto riguarda l'economia sana della Marca, anche perché questa è sicuramente concorrenza sleale, e sia in termini di effettività delle indagini che vengono portate avanti e concluse con il caso specifico, in modo tale da mandare un segnale assolutamente distensivo e di affermazione sempre maggiore di legalità economico-finanziaria nella provincia di Treviso. Sì, penso che possa essere assolutamente emblematica questa indagine. Il primo arresto, che si trattava sostanzialmente di una testa di legno, è stato effettuato a febbraio. Poi la prosecuzione delle indagini hanno permesso, con una certa complessità e con una particolare dedizione al caso specifico, di individuare chi effettivamente erano gli organizzatori di questo sodalizio criminale. Uno degli amministratori di fatto, sì, un trevigiano di Altivole, in provincia di Treviso.